Sui lavori del Ponte Vecchio, ribadisce Zaia, nessuno vuole fare polemiche, ma è pur vero che la Regione ha il diritto di sapere come vengono impiegati i suoi soldi. So che la Regione ci ha messo un sacco di soldi, il governo ne ha messi assieme a noi e il ponte è un'opera che comunque si riconduce al Palladio, è un'opera simbolo e viene annoverata assieme alle grandi opere nazionali. E a chi ricorda come il sindaco Poletto abbia assicurato la fine dei lavori per il 2019, Speriamo che nel 2019 il ponte sia finito, ultimato. accanto al ponte, l'altra grande opera che interessa il Bassanese è la superstrada pedemontana veneta, il passante alto del Veneto, come l'ha definita Zaia, confermando che un primo tratto, poco meno di 30 km, sarà aperto già entro la fine dell'anno. Stiamo lavorando affinché alla volta di un anno, di questo anno, si chiuda già un primo tratto importante. E se ci pensate cambierà il nostro modo di pensare. Treviso-Bassano 20 minuti. Treviso-Montebelluna, che so, 10-12 minuti, un quarto d'ora, e Bassano-Montecchio 20-25 minuti, ma Bassano-Montecchio significa Bassano A4 e quindi chi deve andare a Milano prendendo l'A4 ci metterà 20-25 minuti. Oggi Bassano-Casello di Vicenza ci metti un'ora, anche più. Intanto la prossima settimana la Regione sarà a Roma per rispondere alle domande della Corte dei Conti sull'opera.